In attesa del verdetto quasi certamente non tenero in arrivo dalla Corte dei Conti, a Palazzo dei Giganti ha fatto capolino quello del revisore dei conti che di fatto ingessa le finanze comunali. Il parere del collegio espresso sullo schema di bilancio di previsione 2017 varato dalla Giunta e in discussione in aula il 28 dicembre parla chiaro. Diffida il Comune di Agrigento a porre in essere qualsivoglia spesa se non dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016 e 2017, ad eccezione della spesa da sostenere per gli stipendi del personale, i debiti fuori bilancio e le spese previste per legge già contrattualizzate che obbligano giuridicamente l'ente. Tradotto in soldoni, nessuna spesa potrà essere sostenuta che non sia obbligatoria, probabilmente almeno fino al 2019. Le criticità individuate nel documento di programmazione economica sono parecchie, sia in entrata che in uscita, e oggi si registra l'intervento del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi, che avverte attenzione ai servizi a richiesta individuale, tra cui quelli per teatri e musei. Nel 2017, a fronte di un incasso di 30.000 euro, tuona l'esponente grillina di Aula Sollano, si prevede una spesa di oltre 340.000 euro. Ed ancora, manca il programma delle collaborazioni autonome, aggiunge. Lo hanno fatto notare i revisori dei conti dal momento che esiste un incarico di portavoce del sindaco. Carlisi pone l'accento poi sugli immobili messi in vendita. Lo bolla come un giochino, difficile da realizzare ma utilizzato per pareggiare i conti. E infine Marcella Carlisi tocca il tasto della lotta all'evasione. Certezze non ce ne sono su questo fronte, conclude, soprattutto se non si investe in personale e formazione e sulla compagine che dovrebbe scovare chi non paga i tributi.